Buonasera a tutti, rieccoci con la trasmissione Valdo TV 361. Noi siamo con un ospite d'eccezione, Davide Mazzocco, e vi diamo ora la linea alla sigla. Bene Davide, allora come dicevamo la volta precedente, abbiamo un po' fatto una panoramica relativa al tuo percorso da principiante a bomber del calcio, perché lo possiamo assolutamente dire, lo sei. Allora, una domanda che volevo farti, prima di vedere anche un video poi che sarà anche molto toccante, che ritraerà un po' un gol, uno dei 7 gol che mi pare che tu abbia fatto nel corso del tempo. Volevo sapere, Davide, il tuo gol particolarmente entusiasmante che ti ha toccato proprio dentro te stesso, qual è stato e soprattutto come lo hai vissuto? Diciamo che ce ne sono diversi, perché comunque poi ogni gol ha storia a sé, ogni volta che penso un giocatore fa gol prova delle emozioni indescrivibili, però ne vorrei citare almeno due, Sì? e sono quello contro il Brescia in casa a Leuganeo, e c'era un sacco di tifosi. Ho fatto gol di inserimento da calcio d'angolo, poi sono andato a esultare a braccia aperte sotto la curva dei tifosi ed è stata una cosa, cioè, emozionante, perché comunque era il primo anno mio in B con il Padova, Certo. e dato che ho fatto dalla D alla B con il Padova, era per me una cosa emozionante segnare a Leuganeo per quella maglia lì. E in quel caso il calore dei tifosi non ti ha dato ulteriore carica a continuare a cercare di dare ancora di più il massimo? Perché immagino che poi in quel caso si crei anche un rapporto abbastanza anche di quasi fratellanza tra il calciatore, in questo caso tu, e i tifosi, giusto? Sì, sì, esattamente, hai detto bene. Comunque il pubblico ti dà quella spinta in più che ti permette di giocare anche dopo i 90 minuti, per dirti magari al 90esimo c'hai i crampi, però senti i tifosi che ti incitano e vai oltre la fatica, non senti la fatica. E per me, quando ho segnato a Leuganeo, mi ha dato una carica enorme per il proseguo della partita. Quindi sì, vorrei comunque ricordare che rispetto a quest'anno, che è stato un anno particolare dove non c'è stato praticamente mai pubblico, è totalmente diverso, così sembra proprio fare un amichevole, non è Non è elettrizzante allo stesso modo, diciamo. assolutamente no. Ho capito. È che sì, infatti diciamo che sicuramente le limitazioni legate al Covid anche in questo caso hanno sicuramente creato non poche problematiche. Davide, un'altra domanda che volevo appunto porti. Non tutti, anzi veramente in pochi, riescono diciamo a sfondare nel mondo del calcio. Come tu dicevi anche nella puntata precedente, non tutti ce la fanno e soprattutto è qualcosa veramente di impensabile. Ci vuole tanto sforzo, tanta determinazione. Cosa rappresenta per te arrivare ad un obiettivo così elevato? E poi, quando mi hai risposto a questa domanda, vorrei fartene anche un'altra abbastanza simile. Per me arrivare a questi livelli è un sogno che comunque avevo nel cassetto sin da piccolo, perché da bambino io sono tifoso milanista, mi guardavo il Milan in Champions League contro il Barcellona, cioè quegli anni lì dove il Milan era forte, c'erano Gattuso, Shevchenko, tutti quei giocatori lì. E io comunque speravo di diventare un giocatore come loro. Certo che il mio sogno era o è, possiamo dire, perché comunque non si può mai smettere di sognare, quindi è quello di giocare nel Milan. E comunque sono arrivato un tassello importante di fare il professionista a certi livelli, e questo comunque mi,
ti dà mi soddisfazione, dà grosse certo. soddisfazioni, perché nell'arco della mia carriera o comunque giovinezza ho fatto diversi sacrifici, ho rinunciato a diverse cose che magari altri ragazzi preferivano uscire la sera, andare magari con gli amici così, o magari ero lontano da casa e queste cose non le potevo Ecco, un fare. attimo solo, tu adesso hai appena menzionato alcuni sacrifici, li hai appena detti. Per un calciatore, così lo spieghiamo anche al pubblico che ci segue da casa, quali sono alcuni sacrifici che possono, diciamo, in un certo qual senso anche creare, tra virgolette, sofferenza, perché appunto sono sacrifici, però poi ti permettono di arrivare ad un obiettivo. Ce ne so diverse, per dire anche andare via di casa ancora quando sei giovane, piccolo, e c'hai gli amici qua e tutto qua e vai lì, certo te ne fai altri, però comunque qui hai gli amici d'infanzia e tutto, c'è la famiglia, e andare lontano da casa comunque ti porta a fare dei sacrifici, ti porta a inizialmente anche magari a stare male, perché io me lo ricordo quando sono andato a Parma, il primo anno è stato difficile per me perché ero a 3 ore di distanza, ero giovane, non piccolo, però ero un giovane, e tornavo mai, e c'è sta differenza che appunto quando vai via ci sono gli amici che magari qui continuano a farsi magari il gruppetto e le cose. Certo. Io quando torno qua, sì, i miei amici, i miei migliori amici ce li ho ancora, e quindi sono felice per questo. Quando torno qua li vedo sempre, però ti porta a rinunciare a qualcosa per forza. Però io, io sono Non hai nessun non ho rimpianto, nessun quindi. rimpianto, sono felice perché alla fine era quello che volevo fare da piccolo e ora mi sento realizzato, e voglio continuare su quest'onda. Ho capito. Guarda, volevo farti una domanda relativa alla Serie A, ma mi hai già risposto. Volevo appunto chiederti se volevi, diciamo, speravi, insomma, speri, anzi, di poter gareggiare in Serie A, ma credo che ovviamente la risposta sia abbastanza chiara. E noi ora vi lasciamo per una pausa pubblicitaria e ci ritroviamo tra pochissimo sempre con Davide. A tra poco. Ben ritrovati a Valdo TV 361, rieccoci ancora dopo la pausa pubblicitaria con il nostro ospite Davide Mazzocco. Ecco, mi sento innanzitutto di dire, e l'avrete sicuramente anche notato voi da casa, abbiamo lo stesso cognome, ci conosciamo e quindi è un po' questo un qualcosa che ci accomuna, diciamo, ecco così. Detto questo, volevo adesso anche attraverso la regia mandare un video che è un po' diciamo il percorso o uno tra i percorsi che Davide ha fatto. Qui Davide nel video che vediamo dove stai giocando, con chi stai giocando, perché vediamo proprio un gol abbastanza diciamo fenomenale, mi viene da dire. Sì, era contro Ascoli Padova in casa loro. Sì, è stata una bella azione nata dal basso. Io sono arrivato di corsa sulla fascia, è stata messa una palla in mezzo, io
Cioè, stata tagliata tutta l'area e sono arrivato e l'ho buttata dentro. Quindi diciamo sei arrivato nell'attimo giusto, al momento giusto, però diciamo non dobbiamo certo dimenticare che sicuramente anche la tua esperienza, il tuo sicuramente modo di fare corretto ha portato sì che sei riuscito all'obiettivo, quindi a fare gol. Prima di concludere, tu Davide in questa puntata hai portato delle magliette, giusto? Delle magliette da poter far vedere, diciamo, ai nostri telespettatori. Ecco, chiedo a te se le vuoi un po' far vedere. Io ti tengo il microfono così vai anche meglio e così ci spieghi anche quelle magliette a cosa si riferiscono, cioè a quale squadra chiaramente, e così diamo anche un po' una sorta di sponsor anche al tuo percorso, diciamo, calcistico. Prego Davide. Allora, c'è questa qua del Padova, questa qua del Padova con il mio nome, e questa qua dell'anno della Serie B. Ecco, vediamo appunto il tuo numero 18, la scritta del tuo cognome Mazzocco, Sì. e questa è la prima maglia, Sì, della Serie B. della Serie B. Sì, Hai fatto bene. vedere quelle della B, poi vabbè, ci sono le Certo, altre. facciamo vedere quelle della B che magari sono quelle che possono attirare più l'attenzione. Questa invece dell'anno scorso, Ecco, del Pordenone. Pordenone, quindi fai vedere sia la parte diciamo davanti e quella dietro, vediamo anche in questo caso il numero 18 che contraddistingue un po' appunto la tua figura come calciatore, e poi ne hai un'altra, giusto? O altre Sì, due, adesso non quella ricordo. dell'ultimo anno a Lentella, che è questa qua. Ecco, questa devo dire che è quella un po' più attesa e richiesta, ecco. Vediamola, questa è quella dell'Entella, ecco. Non ti chiedo quale di queste maglie preferisci, perché voglio ovviamente evitarti questa domanda, in quanto sicuramente avrai delle emozioni che avrai vissuto e che ci hai già spiegato nel corso di queste puntate proprio ai microfoni di Valdo TV. Bene, noi la puntata relativa all'intervista termina qui. Valdo TV 361 è appunto la trasmissione. Noi ringraziamo Davide Mazzocco, nostro ospite di questa serata, Grazie a voi. e vi diamo appuntamento alle prossime trattazioni al palinsesto di Valdo TV. Prima di lasciarvi però ricordiamo i canali di informazione che vi permettono di seguire appunto l'intero palinsesto, partendo appunto dal sito valdotv.com. Poi potrete comunque seguirci anche nelle pagine social e anche appunto sulla pagina di YouTube, dove verranno anche caricati dei video appositi. Grazie per l'attenzione a tutti e arrivederci.